vanno davvero come il pane. Quello benedetto del santo resta poco nelle ceste, il tempo di portarle e sono già vuote. L'Arciconfraternita di Antonio di Padova ha preparato 8.000 sacchetti. Pane fatto col grano di un miracolo. La mamma di Tommasino ne donò ai poveri quanto pesava il suo bambino tratto in salvo. Nella scoletta del santo, sul sagrato, Girolamo Tessari lo dipinge livido dentro un'enorme pentola in cucina. Se qualcuno non potrà esserci qui oggi, ogni prima domenica del mese troverà il pane di Sant'Antonio. Il ricavato serve a sostenere famiglie in difficoltà. Il sabato ha portato a Padova più di 100.000 pellegrini. Difficile trovare posto negli alberghi, banchi e locali vendono. C'è sempre un dentro e un accanto ai santuari. Affari, lavoro, tutto il dolore visibile e invisibile, riconoscenza, conforto. Noi siamo venuti per ringraziare Sant'Antonio, soltanto ringraziare, grazie. Veniamo dal più piccolo comune della provincia di Belluno, Zoppé di Cadore, per ricordare tutti gli amici magari ammalati. La gente l'ha sempre visto dalla parte sua, cioè dalla parte di chi in pratica non è riconosciuto nei suoi diritti fondamentali. Il pane di un'accoglienza complicata. Aprite cuori, case, portafogli. L'appello del vescovo Antonio Mattiazzo dall'altare incrocia le cronache drammatiche dei profughi e lo scontro politico sugli sbarchi. L'ardore del santo chiama alla conversione i padovani, dice, oggi come allora. Antonio morì a Padova che non aveva 37 anni, 13 giugno 1231. Annunciò il Vangelo degli ultimi a una chiesa tiepida, a un'Europa rampante di banche e mercanti. Affrontò anche il tiranno Ezzelino, senza riuscire a toccargli il cuore, lui che sarebbe diventato il santo dei miracoli. I santi nascono per gli altri. Non immaginava Antonio di scrivere di sé. Da 8 secoli muove un'immensa corrente d'amore. Ho 40 anni e 35 anni che vengo, è il mio santo del cuore proprio, Sant'Antonio. Ci fa compagnia qui sul Sagrato padre Giorgio Laggioni, che è il vice rettore della Basilica del Santo. Adesso la gente si è un po' diradata perché c'è la pausa per il pranzo, ma ce n'era tantissima fin dalle prime ore del mattino e ancora la coda comunque la vedete incessante davanti al portale di sinistra, che è quello che porta direttamente, conduce alla tomba del santo dove i pellegrini vanno a pregare. È una devozione popolare che non è credulità e che stupisce, che commuove perfino voi che assistete ogni anno a queste scene. Certamente, è uno stupore che si rinnova ogni anno e quest'anno si è, possiamo dire, raddoppiato per il numero di affluenza, essendo giorno di sabato. È qualcosa di meraviglioso perché qui dietro a questa devozione ci sono tutte storie concrete di persone che hanno sperimentato attraverso l'intercessione di Sant'Antonio un aiuto che è venuto dall'alto. Oggi ha raccolto una confidenza. Sì, proprio questa mattina, alle prime ore del giorno, stavo in confessionale ad accogliere i penitenti ed è venuto un signore anziano di 98 anni della provincia di Verona che mi ha confidato che sono 75 anni che viene puntualmente ogni anno il 13 giugno a ringraziare il santo. Perché? Durante l'ultima guerra è stato fatto prigioniero in Russia, è rimasto per ben 3 anni provando vari disagi, tra cui una temperatura, mi ha detto, di meno 50 sotto zero, è stato anche ferito ed è ritornato in salute. E per questo viene ogni anno a ringraziare il santo e possiamo dire che la grazia è stata abbondante perché a 98 anni, con la salute che ha dimostrato questa mattina, possiamo dire che veramente il santo ha operato qualcosa. Ripercorriamo la storia di Frate Antonio e sentiamo altre voci di pellegrini nel prossimo servizio. Padre David Maria Turoldo, ribelle come Frate Antonio, l'ha chiamato camminatore di Cristo, perché fino all'ultima fibra annunciò il Vangelo di misericordia e di giustizia nell'Europa medievale, cristiana di nome, dei mercanti, dei banchieri, del carcere per debiti. Non faceva sconti ai prepotenti e neppure a una certa chiesa intorpidita. Mio vescovo, gli scriveva Francesco d'Assisi, riconoscendogli la sapienza e il dono di una parola ardente, ma insieme lo metteva in guardia dal farsi superbo, e Antonio restò dalla parte degli ultimi. Portoghese di Lisbona, a Padova trascorse meno di 3 dei suoi neanche 37 anni, ma così intensi da suscitare intorno a sé una devozione che non si è spenta dopo 8 secoli. Antonio di Padova, per dire quasi un possesso affettuoso. Vedo il mio Signore, le sue ultime parole raccolte dalle cronache, 13 giugno 1231. Oggi, complice forse il sabato, il flusso di pellegrini era imponente già al mattino presto.
ora del tardo pomeriggio, quando si terrà la processione, avranno superato i 100.000. Questa crisi in Italia, anche in tutti i vari paesi del mondo, che è proprio soltanto perché hanno perso quel vero rapporto con Dio. C'è qualcosa nell'aria che ti dà serenità, che ti dà gioia. Si chiama Antonio come il santo nostro. Siamo venuti oggi per fare festa anche con lui. Trovare un po' di conforto, forza e coraggio di andare sempre avanti, tutti i nostri desideri. Anche Antonio fu un naufrago gettato sulle coste della Sicilia come i profughi delle cronache di oggi. In che cosa si esprime la contemporaneità di frate Antonio? Sì, certo, c'è questo aspetto che lo fa tanto vicino anche alle nostre vicende di questi giorni. Antonio è arrivato da lontano ed è stato accolto in una città come Padova che in quel momento era accogliente e si spera che grazie anche alla presenza di questo santo amato in tutto il mondo questa città, ma anche le nostre città, possano essere altrettanto accoglienti come lo furono ai tempi di Antonio. Noi ringraziamo Padre Giorgio e facciamo gli auguri di buon onomastico a tutti quelli che portano il nome di Antonio e sono contenti di riceverli. Linea allo studio.